Il Mose, un'opera storica sul fronte della salvaguardia ambientale, ma anche il più grande datore di lavoro del Veneto, con 30.000 occupati dall'inizio dei cantieri. È a loro, a questi operai, tecnici e ingegneri, che oggi il governatore Luca Zaia ha dedicato la firma lasciata su uno dei casseri di Punta Sabbioni, qui, presso una delle 3 bocche di porto dove entro 4 anni entreranno in funzione le famose paratoie. La regione ha organizzato la prima vera grande visita guidata al sistema Mose, con giornalisti arrivati da tutto il mondo per un sopralluogo realizzato a bordo di barconi ed elicotteri. Un'opera che ci fa fare innanzitutto un buon lavoro nei confronti della tutela di Venezia, dall'altro una grande visibilità internazionale, visto e considerato che Venezia al 2014 sarà l'unica città al mondo che avrà queste dighe mobili in grado di proteggerla dalle maree. Stiamo parlando di un investimento di oltre 4 miliardi e 800 milioni di euro, per il 63% già ovviamente eseguiti come lavori, e direi che il 2014 è il benchmark, è il termine ultimo che noi ci siamo posti. Ricordiamo che quest'opera, e scrivetelo, è un'opera totalmente, come permettetemi di dirlo, a chilometro zero, perché è un'opera totalmente made in Italy, per maestranze, per imprese e per progettazione. Dopo 30 anni di polemiche e di ciacole, finalmente le cose, voi le vedete, si stanno facendo alacremente, quindi è una soddisfazione per tutti. A colpire chi si affaccia sull'opera in costruzione la sua imponenza, ancora tutta da sperimentare ma già intuibile, eppure l'idea alla base del progetto è semplice. La paratoia è come un sommergibile e sfrutta come i sommergibili la spinta di Archimede. Noi pomperemo aria compressa, esce l'acqua, la paratoia tende al galleggiamento e ruota intorno alla cerniera. Il cuore del sistema è la cerniera, che è costituita da un maschio e da una femmina, uniti da un tensionatore. Certo, la manutenzione sarà costosa, tra i 18 e i 20 milioni di euro l'anno, e questo, se non si tornerà a finanziare la legge speciale per Venezia, sarà un problema. Intanto però i lavori continuano e una cosa è certa: indietro non si torna.